Festival della Bonifica, Terre Evolute si celebra qui a San Donà di Piave, un'edizione molto importante di questo evento perché si festeggiano i 100 anni dal 1922 del primo congresso che diede origine alla bonifica moderna. Allora andiamo a vedere una delle tante manifestazioni correlate. Qui si tratta di un progetto che ha visto coinvolti i bambini delle scuole primarie. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ma a me piace, come dice anche Papa Francesco, dire che i bambini sono il nostro presente. È chiaro che loro ci saranno quando noi non ci saremo più, per cui hanno a loro volta la responsabilità di passare il testimone a qualcun altro, però sono il motivo vero per cui noi stiamo realizzando tutti questi eventi, e cioè traghettare questa terra che abbiamo avuto dai nostri padri, capaci 100 anni fa di immaginare una terra ricca, una terra buona, e a nostra volta consegnarla a loro, cercando di non solo fare meno danni possibili, ma anche di migliorarla rispetto a quello che è stato fatto sinora. Quindi è una giornata bellissima che appunto dà il senso a tutte le nostre fatiche. Oggi un amministratore locale si deve confrontare con le tematiche relative all'ambiente e quello della bonifica, specie per una città come San Donà, è importante. Sicuramente noi per oltre il 50% del territorio siamo sotto il livello del mare, così come molte delle scuole arrivate qui da tutto il Veneto proprio per fare festa insieme e ragionare insieme sui lavori che hanno fatto questa mattina, e quindi capire come mantenere questa condizione anche in un contesto in cui si sta alzando il livello medio del mare con il riscaldamento globale diventa argomento di cui parlare oggi, perché possa produrre i suoi effetti da qui al prossimo secolo. Grazie ad Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave. Oggi è la giornata che precede la cerimonia inaugurale di domani, è una giornata importantissima, mettiamo in mostra il progetto scuola che abbiamo realizzato nella sua parte conclusiva, progetto che è stato possibile grazie alla collaborazione tra Ambi Veneto, la Regione del Veneto, l'Ufficio Formazione e l'Ufficio Scolastico Regionale. Cioè questa unione di forze ha permesso ad Ambi di portare nelle scuole un progetto importantissimo per insegnare ai ragazzi e coinvolgerli direttamente nella manutenzione dei canali. Infatti il titolo del progetto che viene presentato questa mattina, che si conclude, è proprio Il mio amico canale. I ragazzi hanno preso contatto diretto con un pezzo del loro territorio, hanno iniziato a capire cos'è la manutenzione e soprattutto anche non solo il rispetto dello stesso, ma anche dell'acqua che ci scorre, quindi acqua come bene importantissimo, e quindi il tutto all'interno di un concetto che più volte l'hanno ribadito, che è quello della sostenibilità, che peraltro è anche il tema che guiderà i lavori dei prossimi giorni di questo grande centenario dai 100 anni dal famoso congresso che si è tenuto proprio a San Donà, che domani parte con la celebrazione dell'inaugurazione. Allora è stato un grande lavoro di squadra, noi abbiamo sentito le voci dei ragazzi ed erano entusiasti, e questo vuol dire che hanno avuto anche degli insegnanti che ci hanno creduto. Beh sì, 420 ragazzi messi in progetto, e gli insegnanti sono stati meravigliosi perché ci hanno creduto, ci hanno aiutato, i consorzi di bonifica hanno messo a disposizione, tutti i nostri 11 consorzi hanno messo a disposizione i tecnici, macchine, attrezzature perché siamo andati in campo, e poi abbiamo coinvolto anche le amministrazioni locali, quindi sindaci, comuni, quindi un grande lavoro di coinvolgimento del territorio, e questo è nel nostro obiettivo, proprio quello di mettere giù un seme in queste generazioni. Peraltro questo è un progetto delle scuole primarie, un seme per quanto riguarda proprio il rispetto del territorio. Grazie ad Andrea Crestani. Allora l'auspicio e l'augurio è che questo seme germogli e dia tanti frutti. Grazie direttore Crestani. È un progetto che è stato voluto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dal nostro direttore, la dottoressa Carmela Palumbo, che ha proprio voluto questa collaborazione con i consorzi della Regione Veneto, quindi con Ambi e con Regione Veneto. I bambini hanno potuto toccare con mano proprio l'importanza di che cosa significhi preservare il territorio e aver cura del territorio,
e attraverso appunto i tecnici dei consorzi di bonifica hanno potuto fare poi anche finalmente delle uscite sul territorio. Insomma, oggi è un ritorno alla normalità, li abbiamo in presenza ed è per noi importante proprio perché partire già da piccolini a far capire che bisogna prendersi cura del territorio, che il nostro Veneto non sarebbe così se non ci fossero i consorzi di bonifica. Ecco, quanto importante è oggi, con tutte le tecnologie che ci sono, con il bombardamento che hanno questi ragazzi, uscire e vedere come funziona l'ambiente, che l'ambiente sì, non è lo schermo di un telefonino, di un tablet o di un PC. Ma questo è fondamentale, si parte proprio a toccare con le mani che cosa significa proprio, come funzionano i consorzi di bonifica. Loro hanno la possibilità di vedere il funzionamento dei canali, le chiuse, il sistema appunto di controllo delle acque e avere anche delle spiegazioni proprio sul controllo delle acque, che cosa significa controllare le acque attraverso i canali e quindi preservare poi i territori in caso di piogge eccezionali eccetera, insomma. E poi per noi è l'occasione proprio perché i bambini si confrontino anche con le discipline scientifiche. Abbiamo bisogno di formare i nostri bambini nell'ambito delle discipline scientifiche e questa è un'occasione proprio per formarli in maniera diversa, non a scuola dalla cattedra ma direttamente sul territorio. Grazie al dottor Roberto Gaudio e buon lavoro. Eccoci qua, allora Lorenzo, voi da dove venite? Che scuola siete? Siamo scuola Falcone Borsellino. Di dove? Allora, me lo dice Maddalena. Di dove? Vigo. Di Code Vigo. Allora, invece Pietro cosa mi deve dire? Che avete scelto che nome per questo canale? Bambina curiosa scopre canale Altipiano. E come mai avete scelto un nome così? Perché parlava di una gocciolina che scopre un canale che si chiamava Altipiano. E invece tu Elias cosa mi dovevi dire? Che è tanto importante ma anche molto fragile. E perché è fragile? Perché dobbiamo prenderci cura noi? Della natura. Bravo, bravo Elias. Allora, Maddalena, cosa avete imparato da questo progetto? Che non bisogna sprecare l'acqua. Bravissimi, allora evviva Lorenzo, evviva Pietro, evviva Elias, evviva Maddalena e tutta la classe della scuola, me lo ricorda Pietro? Borsellino. Grazie.